Buongiorno amici, ben ritrovati qui su Radio.0 con il nostro buongiorno da Udine. Ci dirigiamo direttamente in centro perché la città ha acceso il Natale, si è vestita a festa e è al via in questi giorni la rassegna Natale a Udine. Ci saranno tantissimi appuntamenti, oltre 200 eventi per 7 settimane di programmazione che compongono proprio questo ricco calendario variegato di proposte culturali e per tutte le età e tutte le fasce di interesse, quindi ci sarà veramente da divertirsi per tutti. E poi parliamo di musica, di teatro, di danza, di incontri, di letture e di giochi e anche e soprattutto tanti appuntamenti per i bambini con Natale in gioco, giochi, laboratori, incontri. È stato anche creato un simpatico calendario dell'avvento con tutti gli appuntamenti in programma, con la ludoteca aperta proprio per divertire e farvi divertire in tutto questo periodo proprio delle feste. Noi andiamo però subito a parlarne insieme all'assessore al turismo e grandi eventi Maurizio Franz e l'assessore alla cultura del comune di Udine Fabrizio Cigolotto, ospiti ai nostri microfoni. Quest'anno vi invitiamo tutti a Udine per il Natale 2022 perché, come vedete, da questo splendido albero che è stato donato dal comune di Paolaro e che grazie soprattutto alla generosità di tanti commercianti della città è stato anche addobbato in maniera particolare con grandi firme, ma è solo l'esempio di quello che vi aspetta quando arriverete nel cuore della città di Udine, tutta illuminata, perché queste iniziative qua sono importanti per dare un sostegno alle attività economiche, sono un messaggio positivo di speranza, di pace, di serenità, ma sono soprattutto una grande occasione per stare assieme con una molteplicità di eventi che oggi abbiamo presentato, organizzati assieme dall'assessorato al turismo e grandi eventi, assieme all'assessorato alla cultura e assieme anche alle scuole e ai giovani che sono stati coinvolti in una miriade di iniziative che sono tutte contenute in questo piccolo opuscolo che noi abbiamo fatto. Sono centinaia e centinaia gli eventi che vanno dalla musica all'animazione, a spettacoli teatrali, al grande concerto che ci sarà il giorno 23 al Teatro Giovanni da Udine, ma soprattutto molte iniziative legate al Natale, perché in Piazza San Giacomo, nella piazza più prestigiosa della città, ci sarà il Babbo Natale, ci sarà la casetta, il villaggio di Babbo Natale, con tutta una serie di iniziative che partiranno l'8 di dicembre e arriveranno fino a Natale, e con trucca bimbi, animazioni, allestimenti, spettacoli che creeranno l'atmosfera magica del Natale e saranno un'occasione anche per visitare tante attività economiche, perché il messaggio che noi vogliamo lanciare è quest'anno di sostenere le piccole attività del centro storico della città, le attività commerciali, le attività artigianali. Io compro a Udine, quindi un sostegno concreto ai nostri operatori che rendono più bella e attraente la città. Quindi vi aspettiamo numerosi a Udine. Buon Natale, buone festività. Il Natale a Udine è un Natale che presenta tanti stimoli, tante suggestioni, tante occasioni di incontrare buona musica, di incontrare rappresentazioni teatrali, delle belle mostre, bei negozi. È una città viva, animata, una città luminosa. Ecco, diciamo che l'invito che l'amministrazione fa, in questo caso fa l'assessore alla cultura, è di prendere nota del programma, delle iniziative che oggi abbiamo presentato per incontrarci all'insegna della tradizione, perché il Natale naturalmente deve essere vissuto sotto tutti quelli che sono gli aspetti tradizionali della solidarietà, dell'amicizia, ma anche della bellezza legata appunto a quello che si può apprezzare nelle sedi dei civici musei, nelle nostre sale da concerto, nei nostri teatri e anche nella città. Ecco, questo per dire che il calendario è molto ampio, molto ricco di iniziative che si propongono. Sono iniziative fatte direttamente dal comune, come le mostre o come il grande concerto che viene tradizionalmente offerto il giorno 23 nel Teatro Nuovo Giovanni da Udine, un concerto ad ingresso gratuito dove si presentano grandi nomi da Beethoven a Mendelssohn ad altri compositori friulani dei quali noi sentiamo l'orgoglio di essere conterranei, come il grande Giovanni Canciani o come uno più giovane come Domini. Ecco, poi avremo iniziative che sono state sostenute direttamente dal Comune attraverso un bando che ha stanziato 65.000 euro che viene utilizzato per alimentare tutto un tessuto di iniziative, di progetti culturali che
si svolgono nel centro storico e nelle periferie, nei nostri quartieri, nelle parrocchie, e ci sono concerti dall'orchestra Preto Tita Marzuttini all'orchestra sinfonica regionale, a tante rappresentazioni teatrali, a amici con cornamuse e altri strumenti tradizionali che animano le vie e le piazze. Ecco, c'è un Natale molto ricco, e poi ci sono anche iniziative organizzate da altri soggetti, come per esempio la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che può presentare il concerto del 31 con lo Strauss Orchester di Vienna, o un grande coro come il coro gospel di Harlem, che è qualcosa di internazionalmente noto. Insomma, è un Natale all'insegna della tradizione, all'insegna delle novità, all'insegna dello star bene insieme. Ecco, questo è lo sforzo che abbiamo voluto fare come amministrazione cittadina, e quindi a nome del sindaco, a nome nostro, diamo a tutti il benvenuto alle nostre manifestazioni per il Natale a Udine. Grazie ai nostri ospiti, quindi io per tutti gli appuntamenti vi invito ad andare sul sito comune.udine.it e troverete tutti gli aggiornamenti anche qui su Radio.0 e sul nostro sito radio.0.it. A Udine ci ritroviamo direttamente per festeggiare il Natale, intanto ci piace iniziare ad augurare buone feste a tutti, noi ci sentiamo ancora tra poco con gli aggiornamenti.